Una grande tavolata virtuale, cibo, vino e donazioni benefiche. Ai tempi del coronavirus la solidarietà si ritrova sul web. La Città della Speranza è stata la prima ad organizzare una cena virtuale di raccolta fondi per la ricerca sulle neoplasie infantili. L'adesione è stata massiccia, come ci racconta Stefania Fochesato, del direttivo della fondazione. Abbiamo l'appoggio di AISMA, che è una catena di surgelati, con la figura in particolare di Giovanni Paolino, che si è proprio proposto per donare il cibo a tutti quelli che parteciperanno alla cena. Infatti credo l'originalità stia nel fatto che avremo 118 partecipanti, consideriamo più o meno a coppie, che città lontane, perché avremo Cagliari, Roma, Ancona, a Milano abbiamo anche Massimo Boldi che partecipa, Treviso, Padova, Vicenza, che in contemporanea, nello stesso momento, sabato sera 2 maggio, mangeranno assieme le stesse cose. Prenderemo col vino di Bocelli, che ci è stato donato proprio dalla cantina di Bocelli, proprio per innanzitutto sostenere la ricerca. Il 2 maggio il cibo verrà consegnato a casa. Per partecipare basta donare 100 euro che verranno interamente devoluti alla ricerca pediatrica, che anche in questi tempi di emergenza sanitaria non va dimenticata. La serata prevede intrattenimento musicale, interventi dei ricercatori, un modo per ringraziare tutti i medici che in questi mesi difficili hanno garantito al massimo la sicurezza dei piccoli pazienti oncologici. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la professoressa Biffi, la primaria del reparto, che ha preso talmente tante precauzioni proprio da gestire il reparto in modo tale che il Covid non possa entrare. Questo però cosa ha significato? Un carico eccessivo per medici e infermieri, perché chiaramente per distanziare genitori con bambini anche le visite in day hospital sono distanziate, quindi in tempi più lunghi devono aspettare che esca ogni bambino col genitore per far entrare il successivo, mascherine, quindi tutti i dispositivi di protezione, siamo preoccupati anche noi di donarne proprio per tutelare i nostri bimbi, e poi le psicologhe a distanza che danno questo supporto quando non si può avere un rapporto diretto.